Mi chiamo Mayer. Mayer perché ho sposato 50 anni fa un signore del quale ero follemente innamorato, che si chiamava Mayer, è diventato mio marito e padre dei miei due figli. Da lì in poi ho cambiato quello che era il mio mestiere, la mia vocazione, anche la mia idea di gestire la mia vita, che era tutto dedicato all'arte, a avere da fare con l'arte, di produrre, di lavorare con l'arte. E sono diventato, a fianco di mio marito, una albergatrice e ce l'ho messo tutto a fare di un albergo che era un momentino magari come allora si usava per gruppi, un albergo di un certo livello. Oggi è un 5 stelle più e li merita tutti. E di questo sono anche un po' orgogliosa perché valeva la pena di far nascere una cosa un po' elegante, bella. La mia pretesa sempre del bello.
Queste meraviglie che ho raccolte sui mercatini naturalmente non sempre erano in perfetto stato di conservazione, no, tutt'altro. E quello che era peggio, che erano state anche restaurate da chi non dovrebbe proprio metterci mano. Perciò riportarli alla loro originale bellezza era non sempre facile perché prima dovevo eliminare quello che avevano fatto dei finti restauratori. Adesso, esposti nelle vetrine, sono tutti nella loro bellezza originale, puliti e tolto quello che era superfluo, che era falso, aggiunto il pezzo che andava a lui e adesso sono delle opere d'arte in perfetto stato, con tutta la loro nuda bellezza.